L'evento informativo della ASMAR, l'Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatologiche, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, ha puntato a promuovere stili di vita salutari per la sensibilizzazione sulla patologia dell'osteoporosi, mirando a informare i cittadini sull'importanza della prevenzione e la riduzione dei rischi legati alla malattia stessa, con la possibilità di effettuare uno screening calcare gratuito. Grazie anche al contributo della Fondazione di Sardegna, questa è la tappa di un progetto molto più ampio che ha come finalità quello di sensibilizzare e di prevenire una patologia che è probabile che ci esploderà nei prossimi anni. Perché? Perché con l'aumentare dell'età media delle persone, la patologia probabilmente sarà anche un problema dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista sanitario. Perché? Perché è una patologia che colpisce in questo momento, dati del Ministero della Sanità, circa 5 milioni di persone, dato sottostimato secondo noi, 5 milioni quindi di persone in Italia. È una patologia sottovalutata e insidiosa. Perché? Perché innanzitutto è una patologia femminile, perché colpisce l'80% delle persone, le colpisce ovviamente in età avanzata, dopo la menopausa. È una patologia che purtroppo si manifesta solo quando è in una fase avanzata. Una donna o una persona su due, parlo di donne perché colpisce soprattutto le donne, si accorge di avere l'osteoporosi solo quando iniziano le fratture, quindi molto tardi. E siccome si può facilmente prevenire come? Come attraverso una alimentazione adeguata, un minimo di attività fisica, quindi è importante che si facciano queste giornate di prevenzione